Benvenuti in un nuovo episodio di Espresso Podcast. Hai vissuto a Londra, quindi? Vissuto a Londra 10 anni, sì. Prima di Londra negli Stati Uniti un anno e mezzo. Che fa? Poi Dove? a New York. Cazzo, un giramondo. Che hai fatto? Sì. Là ero un cameriere in un ristorante, bellissimo tra l'altro, lussuoso, sulla 27esima. È bellissimo, guadagniamo un sacco di soldi, perché li spendevo subito il giorno dopo, tenevo 21 anni, 22 anni, non lo so. Hai ragione. Pensavo dovevo mandare un bacio, no? Tu adesso, se non ero, tu sei dell'87. 80. Però diciamo da 20-21 anni cameriere a New York, comunque poi alla fine sì, che la cosa cosa che ti è andata bene. Mi è andata benissimo. Io già facevo musica a quel tempo, quindi venivo spesso in Italia, perché noi ci trasferimmo insieme a Luca. Sì. E che lui era ancora col gruppo dei Cosang, insomma. Io già ero il loro produttore, il loro producer, eccetera. Luca però si arriva e scendeva perché stava in tour. Il nostro intento era quello di andare lì e fare un po' di produzioni e lui in giro, però io volevo anche mantenermi lì in America. Trovato il lavoro, mi innamorai. Abbiamo tutti sto maledetto vizio di voler mettere il piatto a tavola, non ho capito come mai. Manco volevamo perdere sta fatto. No. Però ci ho preso proprio gusto a lavorare in quel ristorante, anche perché dove lavoravo a me era bellissima questa cosa, perché c'era di fronte al ristorante c'era lo studio di Alicia Keys, che veniva a mangiare sempre, veniva sempre a mangiare lei, la manager, il marito, Swiss Beats. E tu la vedevi passare così, questo sogno. La donna, una delle donne più belle mai viste in assoluto. E il fratello per un periodo penso ci abbia provato con me. Sì. Ottimo. Che si può dire? Beh, certo che sì, è la tua storia. Tutti quanti a dire vai. Capito? Aspetta. Vorrei la sorella. Speriamo che non si deve dire, non va detta. Si può dire. Ma che te ne fotti? Vabbè, là vado contro i miei gusti, però però non andare contro i principi proprio. Io volevo la sorella, volevo Alicia, non era difficile, c'era quasi. Uno ci arriva. Era una cosa di famiglia. Che poi piano piano prendevo anche mano, che la prima volta mentre le portavo la pizza a tavola facevo tipo così. Porca miseria. Così. Poi un'altra volta. Poi dopo questa esperienza a New York poi sei passato a Londra. Poi sono passato a Roma per un paio d'anni perché avevo tipo una relazione molto seria, quindi facevamo tipo Roma-Napoli. Per coltivarla comunque in maniera più seriamente mi trasferì a Roma. Cioè hai fatto New York, Londra, Roma? No, ho fatto New York, poi ho fatto questa parentesi a Londra e poi da lì mi sono trasferito a Londra, insomma, là per tanti anni. Però la musica comunque è sempre stata una costante. Sì, è sempre stata una costante, però non era la priorità, insomma, voleva essere la priorità, però non riuscivo perché comunque andando in questi posti per portare il piatto a tavola a chi ci piace, per mangiare e guadagnare. Lavoravo e poi ogni lavoro che faccio mi piace, voglio diventare proprio il manager. Il migliore in quel lavoro. Bravo. Ci sta. No, questa è una bella cosa anche perché poi si sente, insomma, dappertutto, ormai negli ultimi anni, sempre questo mito del io ho dovuto fare lavori più umili, però la musica mi è sempre... Invece no, ci sta, che giustamente un po' di realismo, che uno dice, sì, la musica era bello e tutto, però al momento non era una priorità, dopo. Sì, e poi c'è stato anche un periodo dove io non ci stavo credendo quasi più di tanto, mi stavo un po' ammorbidendo, mi stavo un po' allontanando, perché quando mi trasferì a Londra Luca e Coco già stavano lì, che avevano questo ristorante dove poi io diventai il direttore, insomma, eccetera. Quello a Streatham? A Streatham, sei mai venuto? No. Corrado mi invitò... Allora, io sono, diciamo, alla lontana, in realtà non sono di secondo grado, cugino di Corrado. E lui andai con un altro mio cugino più stretto a Londra e lui ci invitò alla sua pizzeria, la pizzeria sua di Luca, lì. Mangiamo una pizza, ragazzi, della Madonna. Fa paura, si mangia da Dio. L'unica cosa diversa che ho notato di Londra, magari ci vuole l'America, eccetera, l'unica cosa che non fanno uguale la mozzarella, che è super un po' diversa, però ragazzi, buona. No, non ragazzi, è vero. Porca miseria, è più brutta di quella che peggio, è peggio. Allora, io è buona, buonissima, però ammetto la mia ignoranza, io sono la nostra, non ho mai mangiato la pizza, quindi non lo so, qui mi cogliete impreparato. La nostra era buonissima, la nostra mozzarella, quindi no, buonissima non è quella. Corrado, tuo cugino la lontana mozzarella
Capito. Poi glielo dico, vabbè. E comunque mi ricordo molto la zona, il mood che ci stava là particolare. Sì. Anche perché poi là il venerdì si fanno tutti come l'accetta. Sì, è payday il venerdì. Sì, bravo, pisciano a terra. Una tradizione loro. Sì, una cosa loro. È una cosa venerdì sera si fa. Tutti quanti. Tutti con l'impermeabile, infatti, per paura di bagnarsi. Poi il giorno dopo magari qualcuno sventola sopra per far evaporare l'odore in quartiere. No, i londinesi sono particolari. No, però comunque interessante questo fatto che hai detto stavo per non crederci più. Sì. Che comunque immagino da profano, ignorante in materia, comunque chi mangia meglio tra un produttore e un rapper, penso sia il rapper, giustamente. Sì, adesso non più, grazie a Dio. Ecco. Adesso perché tu adesso vivi proprio di musica. Sì, vivo di musica e chiaramente però il nostro lavoro dipende poi da che tipo di producer sei. Io non è che ho fatto ho fatto tante cose, però in passato quando magari uno non ci guadagnava tanto. Poi tanti altri lavori artistici, sto producendo piccoli artisti che stanno crescendo piano piano. Poi uno guadagna di tante SIAE, guadagna di royalties, di modi diversi. Quindi andiamo bene. Quindi meglio oggi rispetto a qualche anno. Meglio, assolutamente sì. Cioè, non hai visto la Bentley che ho parcheggiato qui quando... Hai ragione, avrei dovuto capirlo. Quella con le 4 frecce. Sì, quella là. Sì. E comunque la cosa bella è che praticamente quando non ci credevo più che stavo lì, mi ero soltanto alienato a lavorare, pizzeria, cose così. Luca e Corrado, che comunque essendo i proprietari e io essendo l'unica persona di cui loro si fidavano, erano i primi a dirmi molla tutto, cioè vabbè, vieni qua, dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto insieme da sempre. Poi troviamo una soluzione per la pizzeria, l'hanno trovata, insomma, e da lì poi che è stato proprio squadra. Un anno e mezzo che sono tornato, no? Alla fine inizio post pandemia. Post pandemia, sì, mi sono trasferito qua, sì. Ah, sei recente? Sì, da poco, sì. Ah, e infatti, non hai già voluto... Cammino ancora a sinistra, non mi trovo... E non te ne vuoi scappare? Non me lo... Ancora non te ne vuoi scappare? No, cioè, forse tra poco sì, da quello che ho capito. No, però voglio stare qua, cioè, devo fare le cose mie qua, in quello che ho sempre creduto, comunque, quindi... Però voglio dire a te che sei un produttore, insomma, voglio dire, la pandemia poi ha intaccato in maniera relativa, a parte tutto il filone della musica live, quindi degli spettacoli, dei concerti, sì. Poi in realtà comunque per un produttore è più facile, nel senso che comunque tu hai, insomma, ormai penso nel 2022 con un home studio riesci comunque a... Sì, infatti io la maggior parte, nella mia discografia da produttore, la maggior parte dei pezzi, anzi quasi tutti li ho fatti da casa, cioè abbiamo avuto tanti studio anche a Londra, in America, ma adesso ne abbiamo uno qui dove siamo un sacco di persone, stupendo il nostro studio tra l'altro. Però la maggior parte l'ho sempre fatti a casa, perché? Perché comunque più intimo, sei tu. Super intimo, metto il pezzo, mi addormento, mi sveglio, lo odio, lo riamo. Super creativo. Sì. Infatti in questo periodo qua sto lavorando per Coco, insomma, che stiamo facendo, perché deve uscire con l'album, dovrà uscire. Mi sono preso questa pausa di 2 settimane, pausa nel senso dallo studio, mi sono trasferito a casa perché non so, mi va così. Ti trovi di più? Ma sì, sta andando bene, insomma. Vabbè, raga, i creativi sono così. Però allora si scappa. Io voglio sapere qual è la cosa più figa secondo te che hai fatto con la tua passione? Grazie alla musica. Ma innanzitutto parolacce così possono. Tu puoi dire tutto quello che vuoi, tu sei tu. Allora, quindi con la mia passione qual è la figa che mi sono fatto? Ho detto una cosa più o meno simile. Qual è la più figa che sei? Grazie alla mia passione tanta figa, insomma. Si può dire? Lo immagino, si può dire. Vabbè, sei single al momento? Super single. Ragazzi, Gino è single, se qualcuno è interessata. In quel caso sarebbe anche tanta figa grazie al podcast oltre alla musica. Che fatta anche per noi. Fatta anche per noi. Siamo orgogliosi. Siete single anche voi? Io no. Tu sei single. Guarda in camera, fatti vedere che insomma. Super single, a posto. Fai 2 caffè. No, Gino ha appena detto che ha evitato di prenderselo proprio per prenderselo qua, quindi e quindi non dormi stasera. Ne ho presi un paio già. No, ma ne prendo 10. Andiamo, fai 2 caffè. Tieni pure la camicia a posto, fai 2 caffè, bevo. Per piacere, grazie. Dai. Dicevi il fatto della passione? La cosa più figa che ho fatto? La cosa più figa. Non parliamo della più figa, parliamo della cosa più figa. La cosa più figa intendi, cioè, grazie alla musica oppure? Grazie alla musica.
Ma devo essere per forza sporco qua. No, vabbè, scherzate. No, vabbè, sicuramente viaggiare, perché comunque pure quando, soprattutto ultimamente, decidiamo di lavorare anche a un solo pezzo, io, Luca, Corrado, a un disco, un EP, quello che è, prendiamoci, andiamo a Ibiza, in America, stesso per l'Italia, cioè è stupendo. Processo creativo vostro, sì. Cioè andate, girate con la testa un po' così e quindi siete liberi. No, amaro. Il caffè si prende sempre amaro, ragazzi. Grazie. Oh, ma tutti quanti a dire Addio, ma chi lo è? Ok, grazie. Grazie. Oggi è quasi buono. No, non lo so, ancora non l'ho assaggiato. Ce lo dirò a Gino. Fa cagare, eh. Si può buttare. Vabbè, non è il miglior caffè della tua vita. Lo puoi dire, non è il miglior caffè della tua vita. È buonissimo. Io poi passo. Stiamo imparando. Grazie, lo facciamo. Passo da caffè inglesi, insomma, che a questo, cioè questo per me è proprio buono. Quasi sono acquati. Sì, parecchi sono proprio acqua, fanno schifo. Vabbè, ci stavo io. Se ti prendi l'americano che è acqua fredda, sporca, con un po' di ghiaccio dentro. Quello è buonissimo invece, quello va valutato. Ok, non volevo essere rivalutato, però in realtà io prendo spesso quello. L'americano è buonissimo. È veramente buono. Che cazzo vi vedete? Non solo, hai mai provato a farlo pezzi di ghiaccio, shakerando forte? Sì, buonissimo. Pure il caffè, cioè che poi loro che sarebbe cappuccino in capo a noi, però il caffè proprio latte, con quella goccia di latte fredda, il cornetto pieno di burro. Questa ad Harlem, io ho visto da Harlem al tempo. Tenevo tipo questo daily, questo off license, questo negozio che veniva un po' tutti alimentari, eccetera. Faceva questi caffè enormi così con latte, cornettone solo pieno di burro. Disumano. Sì, quelli che poi a 30 ti anni rimette al mi fa mondo. ricordare. Sì, quello devi andare all'ospedale. Buoni, bravissimo. Invece un periodo l'ho preso la fissa con il mate. Sta roba mate quello col tè? Sì, il tè e il latte, esatto, una capata, ragazzi, la cosa più energizzante che abbiamo mai bevuto in vita mia. Ho bevute 2 tazze per sbaglio con le dosi sbagliate. Vabbè, sarebbe tisana e latte. Tutto male. È tisana, è un'erba argentina. Sì. Vabbè, raga, comunque se non dovete fare niente che richieda molta energia non bevete, perché salutiamo le nostre amiche dell'Argentina. Sono numerosissime, sono tante. Ci sono. Senti una cosa, oltre al viaggiare, cioè altre esperienze particolari che hai fatto? Vabbè, suonare comunque. Perché per esempio, manager, per favore, mi metti quella foto figa che avevamo visto prima. quella foto troppo bella che... Cioè una foto molto figa, eccola, sulla destra. Questa, io voglio sapere la storia di questa. Questa qua era il concerto di Coco e Mecna. Che figo. Neanche tanto tempo fa, alla fine, 18 giugno. Che praticamente feci un assolo su uno dei pezzi che ho prodotto nel disco. Perché tu nasci come chitarrista? No, io no. Io nasco come batterista. Ok. Cioè io sono la batteria, cioè la chitarra, certo non a livelli proprio, però mi cimento, insomma, pianoforte, così. E guarda, l'hai rotto spaccato. No, guarda, e io gli ho chiesto se facesse palestra. No! Wow, mi rovina. Troppo grosso, non c'entro in quella foto. Infatti, sì. Sfogo, là. E cioè quella foto praticamente stavi sul palco, quindi sì. oltre a produrre... Sì, poi mi butto anche a fare queste cose. Live, anzi, un po' di cacarella. La cosa più indescrivibile. La prima volta che lo feci è stato al concerto di Corrado al Duel, che fece sold out stupendo, che poi fu troppo divertente, che Corrado fece Lasciarsi andare, il pezzo prodotto io con Luca. E si parlava, vieni a farla solo, quindi l'abbiamo provato qualche volta così. Luca venne chiaramente come ospite lì, non lo sapeva che io stavo salendo sul palco, cioè non lo sapeva. E dopo io salgo, io metto la chitarra e comincio a fare la solo sul pezzo. Che infatti poi Luca mi guardava tipo così, che rideva così. Ma che? Vabbè, bellissimo, super. Bello. Quindi comunque anche questo, cioè suonare in giro. L'ansia delle migliaia di persone che stanno là sotto e ti guardano e ti ascoltano, dici cazzo, ma se ci conoscono. Ma infatti ogni volta che comunque suono mi capita pure di fare qualche stecca. Che tutti quanti comunque... Che cazzarola, penso che chiunque... Che però posso dire una cosa, nessuno se ne rende conto mai. Grazie a Dio, e non dovete rendervene conto, perché poi tra poco risuonerò tra poco. Perciò mi raccomando, spoiler. Non rendetevene conto. No, beh, alla fine piano piano uno si abitua comunque. Questo anche quando io ero DJ, perché ho fatto anche il DJ per i Cosang, no? Per un certo periodo. E praticamente avevo io più ansia di loro. E Luca mi diceva, cioè, tutto si incazzava, diceva sì, ma tu ne fai niente, devi premere play. Devi premere play, cioè, ma per gli soldi e ce n'hai mai, che buono. Ci sta. E facevo, però alla fine è andata. No. Ma una canzone, un testo, un pezzo si scrive, questa domanda ti hanno fatto 1,5 miliardi di volte, si scrive prima dalla parte musicale o dal testo? Dal testo ormai non più.
cioè, ma non c'è proprio una regola, alla fine come facciamo noi, compongo qualcosa, magari faccio un giro armonico, qualcosa di catchy che può piacere, eccetera. Uno ci prova le melodie sopra, magari se le registra, se esce una bella melodia. Cioè viene molto a freestyle. Sì, comunque viene a freestyle. Poi magari chiaramente chi deve scriverci ha un'idea di pezzo che vuole fare sopra, quindi... Però capita anche che magari, a me non è mai capitato, che magari qualcuno venisse a dirmi tengo in testa questo testo da fare che parla di, che ne so, di GTA. Facciamo un argomento a caso, così. Infatti, non so perché l'ho pensato. Lo scopriamo anche super forse perché mi stanno rubando la macchina adesso. Bravo, sì. No, comunque era così alla fine, quindi si scrive tendenzialmente a 4 mani o parte da te ormai? Allora, no, ma non parte, non parte da me proprio, perché da me può partire il fatto che magari faccio una decina di beat, faccio tanti beat, li faccio sentire, li odiano, poi dopo un po' li riamano, perché così è sempre, cioè tutti i pezzi che ho fatto io, tutti bocciati, nel senso no, vabbè, carino, no? E poi sono stati esplodono, presi. ok. Sì, alcuni di loro sono andati pure bene. E quindi è così alla fine, cioè... Quindi tu c'hai la passione per la musica, sì. La palestra, la fisarmonica, la Ferrari, le ragazze, la filastrocca. E qualcosa di super nicchia magari che non dici mai a nessuno? Io so cucinare benissimo, molto bene. Con la cucina. Mi piace doppiare, sono un doppiatore anche. Oh, cazzo! Cioè, sì. Dai, feci una piccola cazzata, cioè nel senso un po' di teatrino. Poi mi ingrippai, dissi voglio andare a Roma, voglio studiare edizione, che mo' ho perso infatti. Era pure simpatica come cosa, poi ho visto che implicava che dovevo trasferirmi lì. Per farlo seriamente. Ed era successo prima che mi trasferissi a Roma per altri fatti, insomma, quindi mollai. Ok, wow. Ma è giusto che sì, mollare. Ragazzi, mollate, cioè... basta mandare questi messaggi positivissimi. No, che ce ne fotte a noi? E quindi, vabbè. Posso fare una domanda seria? Cioè, nel senso, una di quelle che ci si aspetta che facciamo. Vada. Come influenze musicali, perché io chiaramente ha spopolato quest'estate il pezzo quello lì, La notte di San Lorenzo con Luca. Con Luca. Sì. Tu lo puoi chiamare Luca, per me è Luca. Io non lo posso chiamare perché non lo conosco. No, lui. Ok. Tra l'altro non conosco nemmeno la canzone, mi dispiace, però magari la potremmo... Se non ce la straica Gino, la possiamo pure ascoltare. Possiamo ascoltare. Non è ancora uscita, però. Ok. Come funziona? Cioè, nel senso, innanzitutto sotto il punto di vista proprio burocratico, se così vogliamo dire, Pino Daniele in un pezzo, come si fa? Cioè, nel senso... praticamente Luca aveva questa idea di fare, di campionarsi un pezzo di Pino Daniele, da sempre. Che comunque è uscita una figata, cioè, nel senso, no, è uscito bello, ci sono state delle cose, vi racconto. E chiaramente poi bisogna sbloccare 1000 diritti e tutto eccetera, però c'è una parte legale comunque da affrontare. Sì, ma è giusto che sia così comunque, perché comunque i copyrights eccetera, no? E però comunque la figlia di Pino Daniele che comunque lavora in un pezzo grosso in Sony, insomma, è certo che possiede comunque diritti così, non so nello specifico bene, però so che è andata così comunque, e l'idea è piaciuta, quindi ce l'hanno fatto fare. Ci sta. All'inizio era diverso il pezzo, era un altro tipo di tiraggio, un altro tipo di drum loop. Praticamente era la cover è fighissima. Fammela sentire un attimo, manager. E non è questa, bello. Non è questa. Cominciava così. Spacca. Sentiamo. Questo sei tu. Ma ragazzi, non sapete quanto... ti giuro, ce l'ho qua. Frado Mancino sei tu, quindi. Vicino a te. Mitico. È lei. E comunque poi alla fine l'abbiamo trasformata in una, diciamo, la feci, c'è stato questo, il terzo proprio è stato questo. Il primo era più hip hop, diciamo. Il secondo presi questa capata per fare la cassa dritta, non lo so, una cosa che non avevo neanche mai fatto, che mi suggerì Coco di farlo, però era diventato come se... Cassa dritta per noi profani. Cassa dritta tipo house, tipo così. Ok. Comunque sarebbe figo ascoltarla. No, però sembrava tipo il remix del pezzo di Pino Daniele, ecco. Non sembrava un fatto di aver campionato Pino Daniele. Okay. Quindi Luca mi suggerì facciamola un po' più smooth, più mellow, più alla lui, insomma.
Ho lasciato la cassa dritta, come ben sai, perché conosci bene il pezzo, insomma. Sì, Solo che tutti i giorni l'ho studiato. però vabbè, comunque in maniera più luchesca, insomma. Sta piacendo, sta spaccando. Grande. Che capa. E allora mo voglio sapere invece Frattempo. un aneddoto, l'aneddoto invece più figo Sì. che hai dietro una delle tue produzioni. Cioè una di queste capate tipo per fare questo abbiamo dovuto fare quest'altra cosa, questa cosa mi è venuta per quest'altro motivo, qualcosa del genere, perché secondo me dietro al processo creativo, no? Ci sta sempre qualcosa di strano. C'è una mente un po' no, malata. No, un po' però, particolare. Ti ringrazio. Ma figurati. Cioè, per dirti, per esempio, feci un pezzo per Luca, i compagni miei, non so, penso che... Sì. E suonai questo riff così e tutto eccetera, che è bello. Ecco, il fatto che ti dicevo che stare a casa è meglio, perché poi ci mancava qualcosa, per esempio. Stavo impazzendo che non sapevo che fare, stavo a casa quando l'avevo prodotta, la lasciai lì al loop per ore, mi addormentai, una sigaretta così, un caffè, meglio di questo. Da lì entrando in mi dispiace. No, fate, No, buttano, sì, ma mo se ne va. Mi sento un po' offeso, però. Però mo prendo e buttiamo porto a tutte le casa. capsule che abbiamo. Prendo e porto a casa, non fa niente. Però da lì, col fatto che stavo in dormiveglia e sentivo questo in sottofondo, pensai, wow, qua ci serve tipo una voce, devo campionare qualche, tipo da qualche giamaicano, tipo Sisra, non mi ricordo chi campionai, presi una cappella, la misi in tonalità, feci dei tagli, quella chicchetta là, Luca poi impazzì proprio e uscì il pezzo. Insomma. Cioè, quindi pure tu ti vai a cercare Però quelle cose scusatemi. strane da far suonare per far uscire quel Che suono cazzo particolare. d'inferno, Sì, che cazzo sì. d'inferno sentirsi questa melodia ore e ore. Sì, ma è così. Cioè, infatti noi odiamo i pezzi che facciamo. Ti credo, Cioè, capita perché- che arriva al punto che magari c'è Gli stessi cazzo. 4 secondi di canzone lo senti, penso, 1 miliardo di volte. Mamma mia, cioè sì. Però poi alla fine... I am? Ma questa è una cosa che diceva sempre mio padre. Cioè, non voglio chiamarla banale, però semplice come concetto. Sono ciò che sono e non devi essere ciò che hai. Bello. L'hai visto? Mhm. Molto bello. Sì. Quanti migliaia di tatuaggi c'è? C'ho le braccia, c'ho il petto, le mani. Ma sei già arrivato al punto in cui non li conti più? Sì. Vabbè. Sì. Ma che bello, io arrivo Sì, però sono ancora in costruzione. costruzione, devo ancora tatuarmi tutto. Tranne la faccia non saccio. No. Sei fisicato adesso, no? Non mi tolgo la maglietta. Le ragazze No, non lo sto, ma poi non ho davanti... sto scherzando ovviamente, ma so appeso un po', cioè quel processo che mo devo un po' a asciugare. metà. Senti, ma oltre anzi, come ti vedi oltre la musica? Come mi vedo oltre la musica? Sì. Io mi vedo artista alla fine. Cioè, in generale artista, qualsiasi cosa faccia, non che la faccio, che sono un artista che posso piacere, però mi piace fare tutto con il senso dell'arte. Ok. Cioè, pure magari corteggiare una donna, cioè lo voglio fare... In modo Ma perché a Maniera Maffredi sembra là? Io Perché stasera. va bene così e va bene così. Va bene così, sì. Beh, va bene, tutto a posto. Stasera Senti, va bene così. È strano che stasera sono io quello che fa le domande cioè nel senso che arriva... Se io fossi un ragazzino che si sta approcciando oggi al Sì. mondo della produzione Sì, musicale, pure i ragazzi stessi mi chiedono tanti consigli. 2 domande. La prima è Caggiafà. Ok. La seconda è Come già Katà? dopo Anche. quanto? Vabbè, ovvio, vabbè, no, rientra sempre nel Caggiafà, ma la seconda è, insomma, mi permetto insomma di dirla un po' così sfacciatamente, ma Sì. dopo quanto ci inizio a guarda. rientrare di qualcosina? Però questo Nel 2022. Nel 2022, infatti, questa è la cosa poi sbagliata. Cioè, non è sbagliato ambire poi a fare soldi con la musica, anzi, deve essere così, perché sennò. Già so dove andiamo a parare e ti do perfettamente sono Ma d'accordo. pure quello che fate voi, comunque sono cose che comunque dovete guadagnarci. Cioè, perché se no uno investe. Che dobbiamo fare noi? Dovete guadagnare, guadagnerate. Guadagneramo. Non la tagliate perché voglio inventare una nuova parola, vero? Guadagnerate. Fai il professore, vabbè. No, infatti, no, però sicuramente il consiglio che do è quello di imparare uno strumento armonico, insomma, cioè di sapere le note, queste cose che è importantissimo, che quando l'ho fatto io, cioè, ti aiuta, insomma. E nel 2022, sì, ci sono tanti ragazzi adesso si buttano con questi programmi, tutto eccetera, fanno bene, perché poi tipo può anche uscire la hit così, bella e buona, ci Certo. esce, ci guadagnano, tanto di cappello sicuramente. Però io direi di concentrarsi, di ascoltare tantissima musica, tantissimi generi diversi, cioè non fossilizzarsi soltanto su, per esempio, hip hop, come di quello che parliamo noi. Quello che ha aiutato anche me, io ho tantissime influenze da mio padre, da mio zio. Tipo tu Cioè cosa tu sei figlio ascoltavi? d'arte, quindi?
Come? Sei figlio d'arte, perciò Sì, dici sì, tu, mio padre, ok. mio padre era un batterista jazz, cioè minchia. gospel, sì, no, era, Wow. era forte, era forte. Poi tuo zio, dovresti sapere, Sì, 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 che- sì, cioè, sì, il sì, padre sì. di Corrado, Sì, che sì, sì, era il chitarrista di Bennato, sì. e poi c'ha avuto il suo gruppo storico Blue Stuff a Napoli, in Italia, comunque conosciutissimi, eccetera. Vabbè, abbiamo sempre bazzicato. In realtà me ne volevo uscire con una poesia bellissima, con la cosa, sai, tipo bella, tipo secondo me, se poi mi andate a cagare dopo, però Probabile. se già pensi a fare qualcosa che poi non è più per passione, ma solo per soldi, eccetera, specialmente se è una cosa creativa, ci perdi. Anzi, secondo me non ci arrivi Sì. nemmeno all'obiettivo. È Sai- sempre una sai cosa. che- Come spirito intendi, ce ne perde di nobiltà. Cioè, non mi guardare così, vai a cacare. Però Sai capito che dico. che diceva Quincy Jones? E che praticamente Famoso. Ti prego, Quincy Ok. Jones. non mi insultare. Vabbè, è storico, insomma, producer Michael Jackson e tanti Esatto. altri. Vabbè, che diceva che praticamente una volta che tu stai in studio, stai componendo, a come inizi a parlare di soldi, guadagnarci, Ai pezzi. eccetera, no, cioè Dio piglia, si alza, esce dalla stanza. È molto... Bello. Ah, è una cosa Cioè, che- per me è così. bello. È una cosa che dovrebbe mi sono essere. tenuto dentro perché a me, cioè, è chiaro, mi interessa guadagnarci perché ci vivo, insomma, è tutto, però Per me è una cosa che viene dopo. molto dopo alla fine non ci pensi, capito? Bravissimo, una cosa che non ci semini, devi pensare. cioè- Certo, ci sta. Ci pensi, secondo me, nel momento in cui inizia a succedere da sé. Sì, Inizi a ragionarci. sì, anche, però io cerco mai di non, ma non sono proprio attaccato a queste cose, cioè pure io sono così, come mi vedi praticamente. E noi siamo così un po' Ma più guarda, realizzati. che marchettaro, che marchettaro. Stavo per chiederti un altro caffè. Lo faccio. Sei sicuro? Sei che Non sei so- convinto? non sono Tu è sicuro, proprio però- accanimento terapeutico praticamente. Però- Sì, infatti. Vai. Vado. Ma poi porca miseria, Posso, quanti grazie. ti Quasi schiatti pure. la testa? Un altro caffè? No, per me, a me non fanno Nel niente frattempo, caffè. tanto io ti ascolto, una Sì. curiosità. Sì. I colleghi. Colleghi chi? Colleghi. I Colleghi. Ok, c'è categoria rapper o producer? Entrambe. Entrambi, ok, music, ok. Che tipi sono? Cioè, nel senso, sono. Cioè, c'è lo stesso spirito artistico o ormai è diventato I una colleghi- fabbrica di soldi? Guarda, ci sta lo stesso... Nel frattempo faccio un caffè, ti ascolto. Vai. Ci sta... Meno male si è alzato. non lo Bravo, so. guarda a me. Comunque no, no, i colleghi, quelli là della mia età, della mia, insomma... Leva. Quelli che abbiamo iniziato insieme, c'è sempre lo spirito artistico, perché comunque abbiamo sofferto all'inizio, ne suonavamo davanti a 10 cani, cioè ci abbiamo creduto. Se non è quello per passione, allora Cioè, figurati. capì? Ed è giusto che ci stiano guadagnando pure tantissimo, Certo. quindi... Quando è meritato è la cosa più bella. Come? Quando è meritato è la cosa più bella. Certo, quindi ti ringrazio. Grazie. Hai fatto splendido, però non lo volevo, però non lo stesso. Sì, mo si tocca. Se no si butta È per una caso. seconda Che non voleva chance. farti No, si parlare, butta voleva per che ti caso, si alzassi butta per solo. caso. Vabbè, no, volevo darti una seconda possibilità, vediamo. Magari un po' di zucchero per aiutare. No, shot proprio. Molto bene, ho fatto un sorsetto, mi piace. Ok. Così. Sì. Mi O il piace. peggio del primo, dici la Mi verità. piace. Sono entrambi Se la particolari. giocano, se la giocano. No, sono buoni, sono A buoni. perdere se Ma la noi giocano. siamo, cioè, sponsorizziamo anche il brand del caffè, no? No, assolutamente. Col cazzo proprio, direi. Col Nel cazzo senso, proprio. sì, sì. Col cazzo. Con il... Brava, esatto, Bravissimo. sì. No, cioè, secondo me vabbè, è sempre una cosa soggettiva. Sì. Nel senso si parla della persona. Non mi piace generalizzare così. Nel senso i colleghi. Allora, io non ho fatto nomi, io non ho fatto nomi, però non ho fatto nomi appunto per poterti permettere una cosa- di sparare a zero. Io penso che proprio- Sì. chi ha i soldi che sta guadagnando, cioè, c'è un motivo, li merita, cioè, la gente li fa andare avanti e tutto eccetera, quindi perché ci sarà sempre l'artista di turno che dirà che magari ecco geloso che quello sta guadagnando, ma perché? Cioè perché? Quindi Sei mai appiccicato con qualcuno? del giro. Della cricca? zero. Tutti Io bravi ragazzi. Quindi No, tutte ma ste sono canzoni, io che sono- pistole, armi, lame e catene, alla fine poi tutti i compagnoni. Ma cioè, io sono molto sono la mia cerchia, cioè sono, Ok. sono spesso solo Fai il tanto tuo. con i miei, insomma, Mhm. che sarebbero Luca Corrado e qualcun altro. E li conosco, ci conosciamo tutti quanti, chiaramente, però poi chi parla comunque di queste cose, cioè lo fa in maniera visionaria oppure in maniera che tipo come facevano i Cosang, che ti raccontavano con le barre. Vabbè, no, certo, lì si cioè, raccontava ti dà- una realtà, era sì, vero, cioè sì. era- Poi ci sta pure qualcuno che comunque cioè, ci vive, non fa quello, però veramente c'ha il fratello oppure che ne sa, c'è il vicino di casa che fa quello, quindi può farlo tranquillamente. Poi c'è anche comunque chi non ha proprio non c'entra con questo Io penso che tipo di il rap. ruolo nostro di chi sta poi davanti è
ascoltare, apprezzare. Esatto, questa è la stop. musica, cioè alla Sì, fine. ma Se ti figurati. piace, ti piace. Non ti È piace, anche non ti vero, piace. però io ascolto canzoni e mi faccio due domande, nel senso che... Oh, ma quello senti, veramente va a sparare a tutti quanti in capito, mezzo. cioè, Sì, nel no, senso- effettivamente sì. Vabbè, però. Però, ripeto, i Cosang avevano un senso perché i Cosang erano una fotografia Esatto, di esatto. un contesto, Esatto, per cui sì. raccontavano. Anche- Oggi si è un po' persa, secondo me. Cioè, nel senso, oggi ormai è un po' inflazionato sto fatto della malavita. Sicuramente il tempo dei Cosang era ma non è, forse stavo per dire che era più pura la cosa, però non è neanche vero, perché era proprio il modo di raccontare, era solo quello in quel periodo, appunto dei Cosang. Ma adesso chi lo fa diversamente magari è soltanto un altro modo di raccontarlo, però alla fine quelle immagini ce le hanno in testa, ce l'hanno Certo. davanti, quindi può arrivare più spaccone, una cosa del genere magari può infastidire l'ascoltatore, dice ma chi è, non è vero, e tutto Adesso eccetera. forse la musica la fa pure più il personaggio, no? A volte le sì, nuove purtroppo leve. sì. Sì. Magari Ho detto sì. Mi sa di sì. Credo di sì, Si è credo di sentito sì. Il pezzo più figo che hai fatto per te, quello che ti piace di Per più. me quello che mi piace di più, Sì. però ce ne sono top 3, ti dico. I top magari. 3, vai. Quando me ne so chiudere Cosang, Bellissimo. Ok? Che è quello forse a cui tieni di più per un motivo storico. sì, perché là proprio, ma è bellissimo quel periodo là, stupendo, perché praticamente Luca Antonio volevano una cosa tipo Jay-Z, un pezzo, ecco, magari là quella situazione là sapevano che volevano fare un pezzo del genere, quindi sapevano cosa volevano raccontare, tutto eccetera, e avevano bisogno di un beat del genere. E là, quando trovai il campione dei Dramatics, un gruppo soul anni 70, 60, bellissimo, là proprio magia proprio. Quindi quello top 3 numero 1. 2 direi Nice to Meet You di Coco, e 3 non lo so. Salvatore. La notte di San Lorenzo. La notte di San Lorenzo, ma sì, ma a periodi per esempio, perché io sono molto spesso nostalgico, ritorno indietro, ecco, rinomino i Cosang, mi sento, sì, comunque sì. Solitamente chi fa questo Lo sai chi mestiere sono lavoro- di Luca? Questa te la Lo metto sai in- chi sono? Sì, quella Ok. proprio è speciale, perché quello è a Londra, un periodo particolare, sì. Bello. Pure a te ti capita di attraverso la canzone andare proprio nei ricordi, cioè che Sì, magari sì, purtroppo sì. Come Sì. purtroppo? No, perché poi entro tanto nella canzone, cioè sto male proprio, ci soffro proprio tantissimo, io sono fatto così, cioè proprio la musica mi porta proprio a Sì, in sentire, altri posti. sentire gli odori, sì, è questo stavo per dire, un po' come l'olfatto, no? Quando Sì. senti un odore e ti ricorda magari quella cosa di quando eri bruttissimo. piccolo. Cioè brutto nel senso che Se hai vissuto cose... Ah, sei malinconico. tantissimo, sì. Sì. Pure tu vorresti tornare a quando eri piccolo e Sì, vivere tutto da capo. Sì, che è un difetto questo comunque alla fine, perché comunque pure io poi ce l'ho molto sta cosa. cioè è bella come cosa perché tu è personale, cioè alla fine sembra che sei triste, però stai nel tuo mondo, sei felice, vivi di questa cosa, però chiaramente è un freno nell'andare avanti, insomma, quindi Poi io personalmente rifarei tutto uguale. pure io uguale. Però per rivivere le stesse identiche cose, Sì, riapprezzarle pure io. un'altra volta. Ecco perché, per esempio, io nella vita mi sono fissato con il riprendere, filmare, eccetera. Bello. Perché lo facevo da piccolo, perché mi piaceva filmare i ricordi e poi me li riguardavo. Bellissimo. Perché, no, è molto bellissimo. masochista come cosa. Però, Tantissimo. però mi è sempre piaciuto per quello, capito? Una cosa bella che mi piace che sto facendo, filmiamola perché stasera me la vado a rivedere nel lettino, capito? Beh, bellissimo. Lettino. Frate, ero piccolo, Come sei ero poetico? piccolo Come così. sei poetico, veramente. Quel letto tipo Mi che sto- sicuramente sì, c'ha sì. l'armadio sopra. Bravissimo, bravissimo. Bravo. Sei grande. Sicuro. Mi sto commuovendo. Hai disegnato camera mia e praticamente... Ikea l'avrà fatto però. Sì, sì. Credo che l'abbia disegnato Ikea, sì, vabbè. E tu c'hai la stessa cosa con le produzioni che fai? Sì. O con le canzoni in generale? Tipo che musica ascolti oltre... Io sono Rap, chiaramente. oltre il rap, il blues tutta la vita. Cioè, non Quindi posso molto stare. pure quello che faceva tuo padre, che faceva... Sì, non proprio quello, però. Ci Vabbè, avvicina. Jimi Hendrix, non c'è un giorno dove non ascolto un pezzo di Jimi Hendrix in palestra mentre cammino, sai, con le cuffiette, così. Vabbè, blues proprio quello proprio. Posso fare una domanda dirty. stupida? Non schifatemi. Sì. Che differenza c'è tra blues e jazz? Blues Cioè, è- so che sono due mondi diversi. Sono dei mondi diversi. Sicuramente il jazz è uno dei generi per me più complicati, sai, il none, flat. E questo cose. l'ho sentito dire da tutti. È vero. Tu se sai suonare jazz puoi suonare dappertutto. Nel senso, stavo pensando, se sai guidare a Napoli puoi guidare stessa a Roma. cosa. Tutto uguale. No, sì, è vero. E il blues è proprio il dolore, capito? Ok. Proprio i racconti. Quindi è una questione emozionale. Sì, Che sì, sbaglio il blues anche il jazz, però. è tipo nato
in America Sì. dagli afroamericani che Sì. venivano torturati, schiavizzati e c'erano queste canzoni. Guarda ragazzi, sto per cacciare un pezzo di storia, fermi, si cerchiamo chiamano la Prisoners Songs. Prisoner Songs. Sono quelle là che blues. praticamente. Cioè, no, non lo so di certo proprio, però comunque nasce da tutto il lamento di. Esatto. Facevano una vita di merda e la sera se la cantavano praticamente. Sì, però sì, era il loro modo per giustamente andare Esorcizzare, avanti. cioè. No, per andare avanti, più che invocando Dio, eccetera, dandosi forza l'un con l'altro in catene pure, cioè, capito? Sì. Storie brutte, insomma. In Italia abbiamo fatto qualche Nina Simone faceva questo. Nina Simone era che ok. comunque era tra il jazz, soul. Lei era proprio una che super concentrata sulla schiavitù. Bello, non avevo idea che in Italia ci fosse questo... In Italia? Nina Simone. No, in generale, prima tu hai detto, ma in Italia noi abbiamo mai fatto No, una io cosa questo del genere. stavo per dire, in Italia abbiamo in qualche modo influenzato La musica. mondiale, se non con la Cazzo, lirica, come no? Sì, certo. la classica. Ma come no, ci sono, guarda, non lo direste, ma ci sono tante cose che non parlo dell'hip hop comunque, però che dall'estero, cioè, copiano tantissimo gli italiani, ma Ok. più gli italiani comunque degli anni, certo. degli anni 70, 60. Poi ne abbiamo avuto mostri come Celentano che ha venduto milioni di copie nel mondo. Raffaella Carrà. Modugno. Raffaella Carrà, Dugno, Vasco Rossi. Senti, saluto nella Vasco. storia. Presente. Dici che devo Vasco, chiamare- Vasco, chi? Celentano? Che mi chiamano, vabbè. Poi- Nella storia, viventi e non, Sì. con chi ti piacerebbe / sarebbe piaciuto collaborare? Bellissimo, pure non viventi. Vabbè, Oh. Michael Jackson. Michael Jackson, sì. Certo. Ma con- Però Michael Jackson È facile, è carta facile. No, però con i Jackson 5, anzi, quando erano proprio loro Quando era piccoli, piccolo. sì, con tutti i fratelli, là, bellissimo. Quando aveva l'afro. Quando era proprio super Ci sta. bellissimo. Figo. No, sicuramente sì, lui. Stevie Ray Vaughan, che è un chitarrista blues texano, che è uno dei miei preferiti, insomma, e Jimi Hendrix. Vabbè, sì. Vabbè, Ci sta. E tu Ci sta. ti rifai a qualcuno? ehm, Ti ispiri a qualcuno? quando produco, sì, mi ispiro. A me piace tantissimo Pharrell Williams, quando Vabbè. da produttore, da producer, ma poi anche da artista generale che canta, eccetera. I suoi suoni mi sono sempre piaciuti, l'ho sempre campionati. E poi un altro produttore che si chiama Just Blaze, che è famosissimo, no? Non penso lo conoscete, però il bello è che poi lo incontrai pure a New York in un locale, che stavo con Luca. Lui ballava con questa tipa. Cioè tu hai conosciuto uno dei tuoi idoli, quindi. Io ho conosciuto tutti i miei idoli, secondo me. Hai conosciuto... Sì, ok, vai. sì. Cioè quelli che non l'ho conosciuto perché sono già morti. Sì, sta, e sì. hai conosciuto lui e sei Il morto. primo idolo che ho conosciuto è stato Luca e Antonio Cosang, insomma, e poi Ok. diventammo amici. E quando ho conosciuto. Che tu li hai conosciuti... Anche questo stavo per dire, io pensavo foste cresciuti insieme. No, loro sono un po' più grandi loro, e poi loro vivevano in periferia, e io e Corrado che siamo amici da. Ah, giusto, perché ho detto che siete dell'80. Sì, sì. Ok. Quindi sì. E ci siamo conosciuti perché li seguivamo ovunque, sapevamo che andavano sempre in questi locali al Vomero a bere, loro noi ci mettiamo là, li seguivamo, eravamo piccolissimi proprio. In qualche modo diventammo amici, sentì Luca, delle cose che avevo fatto, che io rappavo pure da piccolo, rappavo in napoletano, squallido proprio. E non c'è niente su Questa era un'altra cosa che ti avrei voluto chiedere, Grazie cioè a se Dio. tu, se Sì, tu no, avessi fatto qualcosa di tuo. Rappavo come ero la copia dei Cosang. Vabbè, perché Cioè, ti ispira, cioè ti sì, piaceva. cioè, non mi apparteneva niente quello che dicevo. Tipo, arrivavo a casa, io sparmo con. Cioè, zero. Lo facevi perché ti piaceva. Sì. E ci innamorammo di Luca Antonio e Corrado, che li seguiamo ovunque. Sentii delle cose, Luca per sentire ad Antonio, e da là nacque, insomma, tutto. E quindi vabbè, conosciuto, vabbè, loro. Sì. Il famosissimo che non possiamo mai conoscere. Che hai detto mo? A New York? Alicia Keys ho conosciuto. No, però a New York Just Blaze. Just Blaze, lui, scusami, lui Just lo stavo Blaze. dicendo, non so se hai Non sentito. sanno che dicono. No, l'ho C'è un conosciuto. problema con il microfono, mi sa, è per Non quello. si sente. Ah, ho capito. Vi ricordate quel video là di quella signora là, tipo si mette il microfono? Quello là che stai dicendo? No, tu te lo ricordi? Credo che quello fosse un gesto di denuncia, però ok. Sì. Non so se vi ricordate. Sì. Come siamo finiti a parlare di un giorno in freddura, ragazzi? Vabbè, comunque sì, lo vedi là che ballava con quella sua, penso, ragazza del momento. Io mi avvicinai e gli dissi... Fai paura? No, Sei grande, no, sei grande. gli dissi mi sono rubato tutte le tue batterie, le drum, qualsiasi pezzo che hai fatto me l'hai rubato. Lui ha voluto i soldi. Allora così, oh, thank you so much. Forse manca capito. Però, vabbè,
Poi mi sono rigirato a vedere la tipa che balla, che era veramente molto conturbante. Quindi... Con turbante? Cioè, aveva C'aveva un enorme- turbante. No, era senza turbante, Ah, però ok. conturbava, diciamo. Sì, E sì. poi c'è un'altra persona che hai conosciuto che hai detto, cazzo... Ah, Però già è cioè, anzi, cioè, tu stai dicendo queste cose come se ti senti già soddisfatto. Allora, uno non si sente mai già arrivato. No, quello Però io mai. Ti senti già soddisfatto che dici ho fatto tutto quello che Ma sai volevo fare. Ma sai cos'è? Io trovo che cioè, posso anche incontrare una persona che non è nessuno magari, che non è popolare eccetera, però ti direi quella persona là è il mito che dovevo conoscere, capito? A me così mi ispirano le situazioni, le persone. Ok, bellissimo. Quindi cioè, mi è capitato pure a Londra di vedere un vecchio artista che stava cioè, un homeless che non aveva casa, così, però mi diceva delle cose musicali che io poi andavo a casa e cazzo già fa sta accordo qua, mo faccio un beat, cioè mi veniva voglia proprio, capito? Mi dico, Però tu sei molto così. Infatti prima stavo proprio vedendo che tu cioè su Instagram lo mostri, ti metti sempre a cazzeggiare, a pariare con gli strumenti, a fare, a suonare. quello sì, mi piace. Una continuazione, me ne già mi vai su un reel superfizio. Ah, cosa non è che faccio una Cioè, qua che stai facendo? Qua stavo pareando. super prepotente con la canotta. Ah, quasi. Che c'hai, vedi sempre sti suoni un po' così. Questo è blues, questo è proprio blues. Esatto. La canotta è per le ragazze. Certo, non avevo dubbi. Col turbante, le ragazze. Le ragazze col turbante. Minchia. Dai, e, dai, non sei, dai. e tu non hai studiato musica, chiaramente. No. Cioè, grande, autodidatta. Sì, ok. sì, vabbè, il mio maestro è stato, cioè, qualche lezioncina così, Rosario Di Ross, un producer di Napoli pure, che vi presenterò, vi farò vedere chi è, che forse è l'unico producer italiano che è certificato cioè certificato diamante, cioè più del Diamante. platino. Ah, wow. Abbiamo sì. un Ah, perché diamante- scusate, dopo il Sì, sì. platino c'è... C'è il diamante. C'è il diamante, sì. Non avevo idea. Sì, sì. E lì l'ha fatto tipo una ragazza in Francia che ha sfondato tutto, ma questo ti parlo negli anni 2000. Vabbè sì, comunque lui è stato quello che mi ha insegnato, mi ha fatto appassionare alla chitarra. Saluto, ciao Ross. Diamante, che poi tra l'altro se non mi sbaglio sono ospite, quanti ascolti il diamante? È una cosa impressionante. Ma lui prima che si facessero ascolti, sai, tipo stream, In quindi digitale, quindi proprio con i dischi stiamo cioè, parlando. Sì. Che io questa cosa l'ho conosciuta, sono venuto a conoscenza quest'anno, proprio perché un artista con cui ho lavorato, eccetera, Jul, ha preso il diamante in un mese con un brano. Possibile, sì. E Bandé Organisé si chiama il pezzo. L'ha fatto. Quando da sordo sono? Sì. Sì, e questo vuole sapere dobbiamo Giovanni. farlo per i soldi, solo per i soldi. Mamma mia. Messaggio. Vabbè, posso dire no, non ci sarebbe niente di sbagliato. Allora, questo stavo No, aspettando zero, perché domani si zero, mette a zero. produrre Giovanni e dice voglio fare i miliardi. così. no, Ma io non puoi sono farlo, artista, puoi non sono farlo. artista. Ma guarda, per assurdo può succedere, che ne sai che tu fai un E quindi tipo, che mi serve? L'occorrente, il kit del produttore. La lista della Per spesa. iniziare, la lista della spesa per cominciare. un computer chiaramente buono, una scheda audio. Ok. Ma non devi dire così, tu gli devi dire no, se non c'hai la passione non Ma no, ma già lo so che non ce l'ha, quindi ok, bruciato a Mi prescindere. stupirò a queste due. no, scherzo. bellissimo. No, comunque ci vuole un computer, casse, scheda audio, il minimo, una tastiera magari muta che tu Ok. puoi suonarci plugins, VST così. E preghi che fai Tanta tanta preghiera. tanta fede. veramente può succedere, cioè poi magari ci sono generi dove uno entra in circuiti diversi, quindi più veloci, tipo magari quella dell'house, che comunque cioè, è un mercato comunque difficile perché ci sono dei mostri sacri dell'house, però che ne posso sapere, mettere là, Bravo. può uscire. Senza fare dissing. No, ok, io non faccio No, perché questo. facciamoli? No, nel senso Vabbè, è una cosa tu non che li fai. sta No, venendo- tu non li fai, li faccio io, Mi li sta fai. venendo questa cosa un po' così, ma è quello che per esempio ha fatto da ignorantissimo Sì, Rode. Rove. Col sì. pezzo che ha lanciato quest'estate che ha fatto Shakerando. Shakerando. Shakerando, ha Shakerando fatto è un una boom hit. esagerato. Una hit. È una hit incredibile. Ma lui, cioè, non è stato tipo il suo primo. Cioè, non è che mi si appassi- o è uno storico. Non so niente, ragazzi. No, non Cioè, tu immagina il pubblico vede che uno così appare all'improvviso dal nulla con questa hit. Wow, ma questo chi è? Non l'ho mai sentito, non l'ho mai visto, capito? Sì. E lui sembra sbucato dal nulla con questo brano che ha fatto Io- un successo incredibile. non lo conosco bene artisticamente, cioè, quindi non so se prima io l'ho conosciuto con Lui tra l'altro è un giovanissimo. Sì, penso di sì comunque. C'ha una ventina d'anni. Non voglio No, non lo so, Ok. so soltanto che ha fatto paura questo brano. Sfondato. E mi è sembrato un nome
bucato dal nulla, perciò dico, quindi come dici tu, è mazzo, ti può succedere come a dove, ma che magari però comunque lui non è che ammazza, comunque lui sicuramente ha mirato a fare un pezzo del genere che... Cioè lui voleva fare la hit. Sì, ma l'ha fatta anche bene, che comunque fare una hit la devi saper fare. Certo. Non è che quello è un altro discorso che può succedere magari che sei un colpo di fortuna così, però la maggior parte c'è il totale che tu devi saper fare una hit. Ok. Cioè ci vuole la qualità, lui l'ha fatta, ha sfondato tutto. Ok. Lui vuole fare dissing. È incredibile. Sì, Ma ragazzi, perché sei povero? no, ma così siamo davvero tutti amici. Va bene, ok, mi sta bene. Sono tranquillo, piacevolmente sorpreso. Pensavo. Perché tu pensi, ok, perché dici tu sempre da pubblico vedendo, sembra che la scena italiana invece si schifano tutti quanti. Chi si appiccica Non con è uno vero, con cioè, l'altro. No, ci sono delle antipatie sicuramente che nascono. Allora facciamo il gioco opposto. Pettegoli. Un artista vivente o non, Sì. e qui ti invito a questo punto a giocare sul non, perché non è tra noi. Perché non si può difendere. Esatto, con cui non collaboreresti mai. Un artista non vivente con cui non collaborerei Non mai. necessariamente perché ti sta sui coglioni, anche proprio per divergenze ma non artistiche, vivente, cioè, generi diversi. Michael Jackson perché è troppo forte. Guarda, lo sai che mi piace come risposta. Paracula, Ma io che Sì, sentire la pressione. Va bene. Hai visto? No, ci sta. E vabbè, Gino, io vogliamo, penso, ringraziarti per essere stato qui Sì, e per averci grazie un attimo illuminati comunque sul mondo di cosa c'è dietro Sì, una sì. produzione. E niente, speriamo che non ti sia andato Troppo male di traverso questo il caffè, è schifoso. ma è vuoto, vabbè. Non l'hai bevuto, Sei bevuti due due, caffè ne hai bevuti bevuto. due. È il primo ospite che ne beve due addirittura. E non ho neanche fumato una sigaretta, sto come il pazzo adesso. Che dopo il caffè. Grazie. Non fumate, non serve a niente. Grazie. Bella, vai. Andata? Vai, è andata.